Buonasera cari amici e benvenuti anche questa sera a una live splash interattiva gratuita di Sibille e ho qui vicino a me un ospite di eccezione e per chi non la conoscesse ancora, visto che ha quasi 4.000 iscritti, Hilde Garda, in presenza, Grazie. è vera, non è... No, ero ferma così, dici, sembravo finta, finta. no, è vera, è Rimbalzata. vera. Mi raccomando, per chi non ha visto la pillola che ho fatto oggi, mi raccomando, andate nel mio canale e vedete, ci sono 1600 pillole, ma quella di oggi ci tengo perché era un tipo che, insomma, andatelo a vedere. Dai. Andiamo Si è avanti. dimenticato cosa ha detto. Il critico di Alzheimer non guasta mai. Andiamo Ben avanti. ritrovati a tutti, siamo alla diretta di mercoledì sera alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, lo dico non tanto per quelli che sono collegati adesso che sanno essere le 21 di mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano, ma per quelli che in seguito in differita guarderanno questo E ci video. chiedono a che ora fate Esatto, le così è sibille sempre interattive. chiaro. Sul canale del Marietto le sibille gratuite sono il mercoledì sera alle 21. Alle 21 in zona fasce protette, giusto? Esatto, dunque non potrai, non potrai dire. Non posso dire niente, io sono la bocca cucita. Anzi, ho anche il Green Pass. Complimenti. Allora, per quanto riguarda cosa no? Ma dico, non è vero, è una bugia, perché se no mi si allunga la mascherina. È il nasino. Eh sì. Allora, detto questo, detta questa piccola bugia, Bugia bianca, bugia bianca. subito sconfessata. Esatto. Se c'ero, io dormivo, nego tutto. Qui lo dico e qui lo nego. Allora, ben ritrovati, ci fa piacere ovviamente trascorrere un po' di tempo in compagnia, siamo disponibili per circa mezz'ora, che poi non ne sono mai mezz'ora, andiamo sempre più in là, ma noi diciamo Sì, è mezz'ora. una mezz'ora biblica Esatto, di Matusalemme. Matusalemmica, sì. Allora, per mezz'ora, Noi ci Matusalemmica, siamo qui con siamo qui voi, per voi e con voi per darvi una risposta insieme a gratuita. voi. Esatto, Mm. qui con voi. Ma io ho detto che abbiamo anche un sito? In altre circostanze l'ho detto, oggi ancora no, dunque vi ricordo appunto che siamo appunto qui per voi e con voi anche tramite il sito internet www.ilcapitano.intervista.org, un sito che ormai è online dal 2015 e che raccoglie insomma moltissimo materiale Stavo dicendo gratuito. dei disperati. Ma come? Sul sito non possiamo raccogliere nessuno. Sto scherzando, ragazzi. Erano le melanzane impanate che mi hanno dato un po'. Vai pure avanti. Non so più Allora, cosa dire. no, stavo già leggendo. Le domande, si No, preparavano. le cose che scrivono i nostri amici, perché vedo che si sono già Collegate. collegati, dunque stavo sbirciando Caldo. perché effettivamente anche qui fa molto, molto Molto caldo. caldo. Oggi abbiamo visto Fa troppo, 46-47 in macchina, ma con l'aria condizionata. troppo caldo, qualcosa di disumano, direi. Non Sì, siamo galattico. Dunque, capiamo quelli che scrivono, fa caldo, cara, Anche la Sicilia anche in Sicilia non fa scherza, troppo. non scherza. Sì, sì, comunque. Bene, direi, vi ricordo, per tutti quanti ancora non lo Ma sapessero, gli perché hai detto che magari abbiamo uno sono... shop nel sito del Capitano, che ad No. esempio possono comprare questo bellissimo Sì, ciondolo. che ho anche io nella sua versione precedente, È una perché versione basic, io ce l'ho invece Super Plus XL. questa era Extra la prima luce. versione, però Questa è purtroppo... la mia originale versione russa, questa è italica. Esatto, allora Italica, questa la acquistavamo, cioè lo compravamo una base da un produttore russo, un poi lo artigiano lavoravamo russo, noi esatto. durante i tempi dei copie e delle consegne 4-5 mesi. diventavano esatto, troppo, troppo. E invece abbiamo Diradati, abbiamo dimezzato trovato un ottimo artigiano artigiano italiano che italiano. le fa tra l'altro sempre, quello è sempre ottone, non lo direste perché nemmeno io sapevo che l'ottone non nichelato è quello, il suo colore,
che siamo abituati all'ottone dorato. Dice che la tua voce si sente ma non è la tua Credo voce. che sia anche il ventilatore. Ah, È c'è un un po' ventilatore qui a lato che l'audio di raffredda l'idea. l'audio di questo notebook non è proprio, Questo cammino non è... non è eccellente. Bene, dai, iniziamo con le risposte. Beh, comunque abbiamo un sito con su anche l'opzione di poter fare degli acquisti pregiati di quello che Esatto, per i vuoi. nostri Ricoperati. trattamenti. Boh, andiamo avanti, li abbiamo sparate grosse. Direi che li abbiamo Gigi, intrattenuti. non ha bisogno stasera il gibetto antiproiettile, le Indie non le spara grosse. No, chi era già quel... Gigi, No, no, quel tizio che offriva sempre il caffè non mi ricordo più. nei tuoi racconti su YouTube. Ah, è famosissimo. Chi è che era? Così, si è stornato. No, il capo- Anch'io non me lo ricordo più. Dante. Il Dante! Il Caspita! Dante era un mio amicone e poi però dopo sparito. Andiamo avanti, va? Va Allora, bene, salutiamo salutiamo. Chiara, vediamo Buonasera con Chiara, Jenny, buonasera Giovanna. Giovanna, La data, Katia. Ok, Katia, Cassiopeia si chiama Katia. Marina, Marina, buonasera, e vediamo con buonasera Jenny, ma anche Chiara, Maria ma sono e quattro Chiara. persone che si poteva salutare, sembra una ventina. Va bene, va bene, va bene, dai, partiamo. Fate il numero. Allora, però bisogna dire una cosa, nome e data di nascita. Esatto. La domanda formulata in modo chiaro, Esatto. niente cose Anche se generiche. siamo solo maggiorenni, rispondiamo. Eh sì, Solo a maggiorenni, eh? Maggiorenni che hanno più di 60 anni? ma è proprio No, stagionati, stagionati, sono dai 18 in su. che hanno raggiunto la saggezza che Mm. potrebbero anche non chiederci più le cose. Esatto. Andiamo avanti, dai, Chiara. Vediamo con Gianni prima domanda. Ciao a tutti e due. Giovanna del 68. Vorrei sapere se Se vedete vedete qualche qualche entrata entrata economica economica extra, extra. vediamo di rispondere alla Questa è domanda. una bella domanda, Giovanna. Ah, Vediamo sei un tu, po'. La io, nostra Giovanna del evitiamo 60. le pancette. La pancetta Covid. Questa non è una pancetta, è un gommone in 4 stagioni, una minigonna extra. Voilà, una pancetta Covid. Vediamo un po' la nostra Ridiana con Regni. Vediamo un po' a livello economico se... Ma sembra quasi quasi che stia per arrivare un messaggio, una notizia, una lettera, qualcosa che parla di contratto. Qualcosa, almeno il taglio molto giudizio. Direi proprio di sì, concordo pienamente. Grazie, grazie. Ma no. Il pifricio? Il pifricio. E dai, su, ma no, no. Beh, insomma, si dà da fare, però, beh, ecco, se rifà un lavoro che avete fatto. Dai, vai, dillo tu, Ilde, che sei ospite oggi, ospite in attesa. Allora, sì, è totalmente una sorpresa il mercoledì Li sera hai, la li mia hai presenza. sorpresi con la tua presenza? Non ve l'aspettavate? No, non ti aspettavo niente. Allora, diciamo che c'è qualche situazione un po' rigida, nel passato, qualche sacrificio legato, insomma, alla gestione familiare. Vedi che c'è stato qualche momento di difficoltà, però comunque molte situazioni si sono un po' risolte anche grazie a qualche colpo di fortuna, magari qualche piccola vincita, qualche situazione, vedi, Extra. extra, sì. In questo momento qualcosa, ma sembra per aiuti, qualcuno che può dare una mano, però Sì, però non sarai contenta perché vedo che nel futuro sarai un pochettino. magari le resta un obbligo nei confronti di questa persona. Potrebbe trattarsi di un uomo più giovane, Esatto. Però sembra. oppure alla fine un cambiamento nei rapporti con questa persona più giovane può, per paradosso, dare una mano indiretta alle tue finanze. Dunque è possibile che magari in qualche modo una figura sia più problematica che altro. In futuro, comunque, Ti vedo un pochettino in pensiero, sì. in pensiero, però sembra che il ritorno di qualcuno
Però devi stare attento che questo ritorno qualcuno dice delle cose che non sono poi troppo realistiche, no? E vedo della perdita di denaro quando ritorna a quella persona. Esatto. Allora, Dani, mi raccomando, stai attenta perché in futuro prossimo. Sembra esatto che questa sia una storia collegata, vale a dire che la Ok. chiusura con un uomo giovane potrebbe indirettamente rimpinguare le tue finanze. Magari questa persona ti mancherà, ma il ritorno sarà per te disastroso, Sì, da un disastro. punto di vista Anche se tu lo anellerai, l'assurdo è che tu anellerai chi chi taglierà il ti, ramo della tua ferita. esatto, chi ti arreca comunque un danno in qualche modo. E Esito. vediamo un po' l'esito. L'esito è a tinte fosche perché vediamo che i pensieri ci sono. Mm, mm, mm. Forse avrai l'aiuto di uno. No, è più probabile che col fatto che c'è la prigione, proprio l'aiuto di questo uomo va a fermarsi, Appunto, sto per dire, sto Mm. parlando di un uomo che vuole aiutarmi e ma che che ti si ferma. blocca, Non è una persona più come se grande. non fosse più disponibile a dare una Esatto. mano. Quindi attenzione, perché le entrate ci potrebbero essere, ma ci sarà vicino qualcuno che non dico che è un cavallo di Troia, però dico che è un tipo che devi stare attento perché al posto di portarti del Benessere benessere, è come una sanguisuga. esatto, qualcosa che ti svuota. Esatto, devi stare un po' attenta. Adesso, bene, vediamo se Allora, posso vediamo la prossima domanda. vediamo se ci sono altre Allora, domande. Katia chiede se tra lei e Vincenzo, 16 aprile del 60, ci sarà una convivenza, cioè se vuole una convivenza con lei. Cioè, se Vincenzo vuole una convenienza con lei, Mhm. o il traduttore Google. Vedete un po', vediamo un po'. Ah, c'è Ah, anche ci la sono Cristina. altre persone, Antonella, Antonella, buonasera buonasera. Antonella, buonasera Daniela, Buonasera Daniela. buonasera Cristina. Bene, benissimo. Allora, Allora, vediamo se sto Vincenzo del 60 vuole una relazione con la una nostra. convivenza, sì, Scusa, la vediamo. convivenza. Sei pronto? Tira giù Passo? che togli la pancetta Covid. Non più che pancetta, un pancione, 9 mesi. Ci ho messo 9 mesi per avere certi risultati. E volevo un uomo di peso, sono arrivato di peso. Sì. Beh, nì, nì. Perché sembra che la fortuna ti baciamo, ma una fortuna C'è un ladra. qualche cambiamento Te la ricordi di quella che... vento? Come si chiamavano quei cantanti che dicevano fortuna? Sì. Come Quello si chiamano? lì, I aspetta, giornalist. The Del Journalist. giornalist dicevano fortuna e poi dicevano un'altra parola che Sì, non mi ricordo. Matti, Sì, Matti. sì, quella cosa lì. La Mm. fortuna... Mhm. Questo signore, non sono Vincenzo. Stai attento perché ti dice un bel sacco di favole. Dice un bel sacco di favole. Questo è di Topolino. No, cara. No, 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 te lo diciamo senza questo Vincenzo qui, diciamo che nel passato magari alla distanza, in modo segreto, però vedi blocco. Poi nel presente, vedi, tu ci speri molto, vedi, Katia, giusto Katia? Mhm. Speri molto, però vedi, sfilza di bugie. Tu sempre malinconica e bugie Lui che dopo. mangia, rimangia la parola che dà, Ma sì, 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 sì. Poi fa ancora, false promesse ma se le rimangia. poi tu sospiri, lui che pensa come svicolare perché, No, è vedi, quello che si ripropone, cioè, sì. è un po' altalenante. Un giorno ti dà il bastone, un giorno ti dà la Ma era carota. lui che dava lezioni private a Giuda. Che lo baciava, Sì, sì, baciava sì. Cristo. Devi stare attento perché questo qui è un tipo un po', Mm. sto Vincenzino E qui. anche quando sembra avviare un progetto e poi Anche vedi che ti qua. fa sospirare, l'esito poi non sembra, vedi No. che proprio l'ufficializzazione, la convivenza subisce proprio un... Cioè lui racconta tante cose, ma poi alla fine non è il tipo, eh. Probabilmente è già soddisfatto del rapporto che avete. Sì, esatto, non esagerare. Andiamo avanti. Chiedo se la mia voce Ha ancora... detto bene, io non c'entro. Ma giù, vediamo se qualcuno non sente la sua voce. Si è bloccato? Chi si è bloccato? Lui? Vincenzo? Ah, no, è la mia ricrescita. C'è Katia che chiede
triste, ho schierito i capelli perché sto bene. È il mio colore naturale, grigio. In realtà io, Grigio io volpe. l'ho preceduta, no? Ma lei mi sta seguendo. No, vabbè, non sono ancora a quei livelli là, ma purtroppo, cavoli, se non gli sto dietro. Andiamo avanti, Allora, adesso vediamo, andiamo avanti tornando indietro perché siamo scesi giù la per la fuga in chat, avanti, la la fuga in fuga in avanti. avanti. Allora, Marina, Cari cari ragazzi, ragazzi, sono sono vostra ammiratrice. nonché assistita di... Spazio, hai assistito tu, allora Sì, sì, che la sì. cara Marina, sì. No, sto scherzando. Ho piacere di sapere questa sera Flavio, 17 maggio 77, verso me Marina, 8 marzo 70. Vediamo Grazie. se Flavio, la nostra Marina, abbasso, nascondiamo il salvagente Il Covid, salvagente. il salvagente Covid, vediamo la nostra Marina e Flavio, giusto? Esatto. Dille, voilà. Eh. Mm. Sembra quasi quasi che ci sia proprio qualcosa che remi contro a qualcosa di intimo. Si ricordano? Eh già, Ma non disperiamo. questo è un taglio e magari hanno discusso di recente. E sembra quasi quasi che la cosa traballi un pochino, eh? Più che traballi, ai, 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 ai. Le carte brutte sono in passato e quindi per forza di cose devono uscire carte belle. Ma guarda, nel passato bugie, premi vuoti, Incomprensioni, incomprensioni, cose dette, interferenze di altre interferenze, però tu persone. sempre vigile, attenta, disposta, che ti dai, potente. Nel presente, non so se lui o te che vedi in lui qualcosa di eccezionale, però poi vedo, non so se ti spia, se, è una carta un po' che non si riesce ben capire sto Vincenzo, Flavio. Flavio, Flavio. Questo Flavio qua, se è un amico o un nemico più che altro, perché nel passato te ne ha combinati tutti i colori, eh. Nel presente sembra che non vada molto meglio. Certo, un colpo di fortuna potrebbe arrivare, però vedi ancora, sembra che la fortuna abbia girato le spalle. Eh? Ma è un periodo dove Periodo, hai la sensazione che lui faccia delle cose un po' così, che ti nasconda Mm. qualcosa. Beh, col passato che c'è stato, altro che Eh, nascondergli qualcosa. dunque, boh, Potrebbe farci un ritorno, però. sì, perché vediamo un clima altalenante, ma tornerà a Sì. farsi avanti nel prossimo periodo. Dunque adesso probabilmente è in altre faccende affaccendato. Di che tipo? Ah, non si capisce bene, ma lui va dove il vento è più favorevole e questo chiaramente un pochettino Sì. ti dispiace, anche perché sei arrivata stanca a questo punto, Sì. no? Però attenzione perché fa una retromarcia furiosa. Esatto, tornerà di nuovo. Però vedi, ci sono ancora situazioni da mettere a posto. Anzi, stai attento perché è una perdita di denaro. Sto qui è un'idrovula si dice? Sì, Una spira, è un tipo che ti fa perdere anche molto probabilmente denaro. sai, è una persona con cui Un vampiretto. Una persona Sanguisuga. con cui ormai già fin dal passato si è creata una struttura che tende, vedi, a ripetersi in modalità Mm, diverse. Qui mm, comunque vedi che c'è incertezza, ma anche tratti di incompatibilità, mm, mm. funestati da intromissioni, non Di altre necessariamente. donne, Non solo, non potrebbe solo. essere chiunque ha potere di dire la sua nella vita di Esatto, lui. ma tanto ormai insomma la Eh, situazione è catastrofica, lo vediamo in qualche serie triste, il futuro, messaggi, Però, guarda un po', esatto. arriva qualcos'altro. Sembra che arrivi qualcos'altro a posto del Flavietto. E che Il potrebbe Flavio, essere una conoscenza inizialmente virtuale, sai, sì, di potrebbe chat, di essere telefono. qualcuno, Ma guarda che è lontano, ma sarà una bella sorpresa per te. esatto, sì, che non c'entra niente col Flavio, Esatto. perché Flavio io non lo dico, perché Maria queste cose non le dice, ma a me mi sembra un bel vampirone che vuole sfruttare le sue
tutto quello che riesci a sfruttare. Però non lo dico questa cosa qui, perché sapete che Marietta queste cose non le dice. O stiamo già una putetta. Ancora per un po'. Andiamo Allora, avanti. vediamo un pochettino. Daniela? No, Antonella? Marina abbiamo risposto. No. No. Antonella. Però la domanda di Antonella, Antonella, non vediamo la tua domanda, vediamo. vediamo solo la data. Guarda giù se l'ha scritta la dai. Ah, novità in amore, chiede. Ah, novità in amore della nostra Antonella. Grazie, grazie Marina. Grazie Marina. Vedrai, apri la porta che arriva qualcosa di meglio. Mi vuoi già scacciare? No, Oh, mi vuoi già sorry, scacciare? Mi già proposto la Marina? No, questa qui è pericolosa, pericolosa. Per fortuna c'è un porto blindato perché avessi io non mi sbatti fuori. No, Andiamo no. avanti. Oh, Ma non parlavo di te. dice sempre così, doppi sensi. Io I dicevo, salsiccioti. Andiamo avanti. Marina, di aprire la porta. Dai, che Antonella, arriva. vediamo la nostra Antonella del 60. Ma, scusa, Antonella del 60 e poi giù è 80. Scusa. No, sempre 60, hai letto male. Novità. Oh, buonasera Assunta, Ciao, buonasera. allora, la nostra Antonella, novità non vuole, vediamo un po'. Ok, Vediamo vediamo. un po' se c'è qualche novità. In amore per Antonella. Antonella, la nostra Antonellina, vediamo un po'. Qualcosa sembra arrivare, però attenzione che una rondine non fa primavera e purtroppo magari c'è qualcuno che messaggi mi dice cose che non sono vere. Eh sì, eh sì. Stai attenta ai prossimi messaggi che ti arrivano, stai attenta No, sempre. sembra che arrivino delle voci. No. Ma qua come la vedi? Mm. Sembra che ci sia qualcuno, eh? Eh, Oh, Antonella, come mi stai... attenta ai ritorni di Oh, fiamma. ma cosa mi stai combinando lì da quelle parti lì? Perché il Covid che chiude in casa? Guarda lì che allegria. Ah, Insomma, insomma, attenta perché stai attento perché, ok, nel passato, vediamo, cos'è che vediamo? Vediamo qualcosa di nascosto che è andato a finire male. Tu sei una donna forte, vittoriosa, e poi sembra che per un periodo un uomo forse leggermente più giovane di lei ha conquistato il suo cuore per un tempo anche piuttosto importante, anche ma qua, e poi dopo. questo ragazzo qua, questa persona qua, potrebbe aver messo il piede in due scarpe per un periodo anche lui. Me le Comunque, vedi? Senti, ma l'Ercole qui cosa pensi? guarda che gli abbiamo messo il collarino anti-pushing pandan con la tua maglia. Allora andiamo avanti perché giustamente vogliono sapere. Esatto. Beh, adesso vedi, fra un po' o adesso conosci già qualcuno, però tu pensi sempre a quello che era nel passato e effettivamente è una bella sorpresa, sembra che torni. Torni Sembra proprio, qualcuno sì, sì, che torni del passato. Della serie il postino suona sempre due volte, esatto. oppure chi non muore si Il ritorno di rivede. Fantozzi. Il ritorno, Fantozzi contro tutti, Fantozzi era bendato. Franchi No, e quello Fantozzi. era Rambo. Beh, comunque il Rimba tornerà indietro, no? Questo tizio che nel passato non ti è trattato bene tornerà indietro, perché tu lo aneli ancora. E vedo che sarà una cosa che Come sei poetico, lo aneli. non si può dire Sì, è niente. benissimo. Ti piace? Sì, Lo dico è un po' ancora. desueto. Cosa vuol dire disvezzo? Traduci, aspetta che si E non è più tanto attuale. Va bene, amore, io sono Ma del fashion. vintage. Non sono mica Vabbè. sono vintage, mica sono di quelli moderni. Comunque, Comunque, torniamo, lui torna e ci sarà effettivamente però qui c'è una donna sposata che mi preoccupa e non preoccupa solo me, preoccupa anche anche te e forse anche lui lui sui da farsi, e attenzione che ci sarà un attimino di rivalità. rivalità, nervosismo. Quindi la vecchia fiamma torna indietro, però molto bene sarà Non è sposata. necessariamente detto che abbia chiuso con quell'altra figura lì, potrebbe essere ancora accanto a lui e Esatto. anzi avere un ruolo ufficiale adesso. Sì, per il momento, però Esito. l'esito è questo che importa.
prigione, allegria, magari sul posto di lavoro, magari che sia qualcuno sul posto di lavoro che sia un po' bloccato, che cerchi di fare un po' il brillante, ma poi dopo è un pochettino narcisista. Insomma, è possibile Mm. che ci sia, che questa persona abbia a che fare con l'entourage, nell'entourage lavorativo, insomma, sia lui che tenta o che interrompe magari un corteggiamento. Comunque stai attenta, perché questo ritorno qui è un ritorno un po' claudicante. Si posso dirlo claudicante? Sì, bene. Anche perché lui mi sta facendo l'acupuntura sulla coscia. Sì, Togli, però facciamo vedere ai nostri amici prima quanto è bello Ercolino Facciamo vedere Ercolino che intinta con la maglietta e con i capelli della Hilda. e con il collarino. Abbiamo anche il collarino antipulce arancione, Qui ma c'è adesso un po' di dentifricio. Ercolino. Ciao Ercolino, ciao ciao ciao. Lo tieni? Andiamo avanti. Andiamo avanti con i nostri amici che non ci abbandonano. Vediamo la Allora, prossima domanda. vediamo un po'. Grande. È grande perché sa quanto peso. Allora, andiamo avanti. C'è la nostra Daniela. Ciao. C'è la possibilità di una nuova storia per me? Sono sola già da un po'. 5 maggio del 63. Va bene, vediamo subito per te, Daniela. Io ho dato un bacetto ad Ercole e ho i suoi peli anche nelle narici. Poi la vita hanno fatto terribile. Sente com'è? Sono un cane da tartufo io. E anche qui Daniela, qua. La fortuna Non è un gran periodo, adesso vediamo sembra che però. la fortuna abbia girato le spalle. Un Un po' un periodo così. po' attaccata la fortuna, adesso vediamo. Sta aspettando qualcuno che ha già vissuto. E questo periodo Daniela sembra un pochettino salita, però dai, su. Daniela. Ma allora, a dirla tutta, un qualcuno nel prossimo periodo ci sarà. Sì, ci sarà. Ci sarà qualcosina. Partiamo però con ordine. Daniela, se riesci a essere, vuoi dorare la pillola o dire come la vedi? Ma qui intanto vedi che c'è la presenza di una di una donna più giovane, potrebbe essere la figlia, potrebbe essere comunque qualcuno affettivamente vicino a lei di età più giovane. E sembra che uno ti stia pensando. Oppure può essere che lei, guarda, magari il messaggio delle sibille a volte è articolato, nel senso che potrebbe essere lei che ripensa ancora a un amore che aveva da ragazza. Sì. Comunque c'è un qualcosa che sembrava nascere. C'è stato un inizio di un qualcosa di recente. Nel passato recente, però si è concluso, insomma, nervosismo, tutto esatto, c'è bloccato. una delusione, sei un po', come dire, non ti aspetti più niente in realtà, anche se vorresti, perché in fondo la domanda fa capire che una parte di te ancora desidera trovare qualcuno, però ti rendi conto che non c'è niente di buono all'orizzonte. E non ci diamo torto, non ci diamo torto. È un periodo un po' così. Ercole. Senti, Ercole, ma hai preso la mia coscia come un... Ma magari vorrebbe passare dietro dove ci sono i crocchetti. Non posso alzarmi. Allora, ho le cose aggressive. Tu no, mi alzo io. Allora, qualcuno ti corteggerà. Sì. Se non è una persona sul posto di lavoro, guarda che questo abbinamento è venuto anche prima. Uguale, io le ho mescolate, ma dunque, se non è una persona che ha a che fare col posto di lavoro, potrebbe comunque essere un uomo che ha determinate qualità, competenze, conoscenze, una sua attività forse anche privata, cioè individuale, una piccola ditta, comunque potresti ricevere il corteggiamento da parte di questa persona. Nel futuro prossimo. Attenta però perché mercante artista qualifica comunque la persona di natura piuttosto egoista, dunque potrebbe essere un tipo che ti corteggerà, però
obiettivi. Anche perché vedi, queste due carte fanno capire che Esatto, che quello che vengono- desidera lascia un po' a desiderare. beh, dipende, però diciamo, E no, vedi come la confonderà, come la lascerà. anzi, lavorerà sodo per questo. Comunque è vero che riceverai il corteggiamento e l'interessamento di un uomo, ma non ti consigliamo di lasciarti andare perché non sembra Esatto. la persona più E giusta. poi vedi, c'è l'amore, magari potrebbe nascere È una qualcosa di passione, interessante, ma però vedi, malinconia, ti lascerà come se fosse ti lascerà un po' l'amore in bocca. attenta perché appena capirà che hai delle aspettative diverse, non ci penserà due volte a sparire dalla circolazione. Sì, Dunque, esatto. Zorro? ma almeno Zorro faceva qualcosa di buono. Fantomas. No, no, tengo basso che così non vedono il... Non volesse. Sei? Ah, Eccomi qua. vediamo se è arrivata qualche bella domanda ancora per noi. De Bernardo Emanuela, buonasera. Buonasera De Bernardo. Buonasera. Chi vuole fare domande e chi è arrivato per ultimo, mi raccomando, nome e data di nascita e poi... Bene, andiamo avanti. Allora, Barbara, buonasera. mi sono Ma sentita. cosa questo perseguita? Va bene, almeno di già che ci Ma vuoi fare una sei. domanda anche a te? Vediamo. Vuole leggere anche lui le Vuoi leggere anche lui ha nove È vite? incuriosito. Torna un'altra vita. Dai, Ercolino, No, stasera no. che hai? Andiamo avanti, Daniela. Cristina. E lei, il suo turno? Sì, Eh, sì, sì, sì. Allora, Cristina, 15 febbraio 75, volevo sapere se la mia nuova attività lavorativa sarà redditizia e soddisfacente. Vediamo, Va possiamo bene, dirti almeno il prossimo periodo. va bene, va bene, va bene. Oh, Lara, buonasera Lara. Ciao Lara, siamo qui in tre. Oh, questa sera ho portato un rinforzo. Qui, Ho e portato lui, uno che non vedete. il famiglio. Il famiglio. Bene, andiamo avanti allora con la nostra. Tenella, no? No, No, abbiamo risposto adesso. era là. No, su. Aspetta, aspetta, Cristina. Cristina, sì, che avevamo Cristina. anche letto. Sì, sì. Del 75. Volevo sapere se la sua attività lavorativa andrà bene. Sibille, ditemi se l'attività lavorativa andrà bene. La nostra. Per Cristina Cristina. Giacobbi. O un viaggio o un cambiamento che sembra portare delle buone novità. Eh sì, Mm. comunque c'è un atto volontario Sì. verso la cosa desiderata. Si vede che lei Sì. proprio voleva questa attività. Voleva questa attività. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ecco, scusa, se ti disturbo. Lei lo sperava molto, ma ci sono stati dei blocchi per il Ma denaro. qualcuno che si è anche intromesso magari nella sua decisione. E adesso nel futuro prossimo, presente, ci sarà qualche gradino, gradinetto. Allora, guarda, Cristina, la situazione è un pochettino impegnativa. Nel passato è stata impegnativa di brutto, anche se tu sei molto speranzosa e fiduciosa. Potresti aver perso anche del denaro Per avviarla. per avviarlo. Nel presente vedo che sei molto speranzosa per questa attività, però non so se per o un parente o qualcuno Qualcuno deve averti detto delle cose in modo brutale. brutale e ti vediamo piangere. Questo qualcuno sembra quasi un nemico, sembra una persona saggia, ma nella realtà ti voleva in un certo senso, non dico inchiodare alla croce, no? Ma dico che praticamente ti ha fatto soffrire. Nel futuro vedo un attimo di stabilità perché sei una donna molto, come si suol dire, dopo. Scusa, no, sto facendo le sibille e il gatto una A parte che... contesa. No, vabbè, fammi raccontare. Va bene. Ma come sei violenta, eh? Allora, nel presente, nel futuro, vediamo che questa attività
sembra che prenda della stabilità perché sei una donna che sei volonterosa e vedo che qualche buon affare sembra arrivare. Poi qualche pensiero, però qualche pensiero anche perché sembra che la cosa decolli, no? Decolli in Mhm. modo importante. Quindi diciamo, il brutto è passato, il Esatto. brutto è il presente, che era il brutto è Non è molto passato. sostenuta da qualcuno adesso, ma Però sembra dimostrerà di che saperci di fare. saperci fare. Poi vediamo un po' però che arriveranno dei messaggi raccomandati di legge di Mm. qualcuno che dirà cose che non sono vere sul tuo corpo, magari nella cerca di tua amicizia. Attenta perché qui sembra che ti arrivino delle raccomandate di legge, no? Che false, chiaramente, che ti faranno discutere molto con qualcuno, no? Quindi diciamo che la tua attività da adesso in avanti prenderà sicuramente uno slancio positivo, poi entro un anno massimo sicuramente avrai un problema legale contro qualcuno. O a livello anche di tassazione, amministrativo, dunque Perché informati le bene. tasse non muoiono mai. Guarda, una morte delle tasse ti garantisco che Sono sempre una bella sorpresa. sono karmiche. Quelle ce le hanno tutte, eh? Comunque sarà dura. Comunque lei vedo che è volenterosa, si dà parecchio da fare. Forte, sì, sì. Andiamo avanti. Allora, c'è Angela che chiede se la assumeranno nei centri di cartomanzia a cui ambisce. Ah, Ben- concorrente? No, non rispondiamo. Andiamo avanti. No, scherzo. No, Vabbè. stiamo scherzando. Uno col... A me oggi mi ha scritto non so chi, e mi ha mandato un messaggio per chiedermi se potevo indirizzarla a trovare persone. Ma vabbè, ogni tanto esistono fantasisti. Allora, vediamo un po', Angela, il 67 se ti prenderanno alla nostra Dalla concorrenza. nostra concorrenza, vabbè. Va bene, ma noi lo facciamo perché siamo bravi e ben intelligenti. La stesa la nostra, dai, stiamo scherzando. Allora, Angela, vediamo un po' come andrà a finire questa assunzione. Vediamo. Allora, il taglio, guarda Angela, adesso stiamo scherzando, però vedo che c'è del movimento, chiacchiere, però stai attenta perché già il taglio è un po' pesante. Fa capire che non dico che ti spieranno, non dico che ti metteranno i bastoni fra le ruote, ma è una falsa allegria, una falsa... Vabbè, vediamo. vediamo un po', passato, il presente, e lei ci crede molto, Mm. il futuro. Ma guarda, adesso vediamo un po'. Beh, nel passato l'affare sembrava stabile anche perché c'era qualcuno che voleva spingerti, no? Sembrava stabile, ma C'era chi voleva aiutarla. voleva aiutarti, anzi ha cercato di migliorare la situazione per un contratto. Nel presente vedo però che tu sei speranzoso di questa attività, però vedi, o questo Secondo tizio me ha già fatto un colloquio. certo che ho già fatto il colloquio. Il colloquio c'è, ma è un pochettino claudicante. Cioè, sei partito con delle belle aspettative, il colloquio però era un po' zoppicante, anche se tu sei molto speranzoso. Guardiamo nel futuro. Nel futuro, vedi, ambito lavorativo blocco, tu parlerai ancora naturalmente con qualcuno però c'è un blocco e sembra che tu tornerai a fare in futuro magari da sola questo lavoro, che ti ritorni indietro in questa attività da sola. Non la vedo dentro questa società. Può anche essere che il colloquio, che non so se hai Mm, appena avuto o terrai mm, nell'immediato, mm. ti lascerà quel senso un po' così. Anche tu non sarai perfettamente soddisfatta da questo No, no, colloquio, pur assolutamente. continuando a desiderare, a aspettare la loro Sì, risposta. sì. Secondo me, la risposta che ti daranno non sarà favorevole, cioè non vedo l'avvio di questa No, attività in assolutamente. questo momento. Anzi, io adesso noi scherziamo sempre, però No, sì, cose può essere lavorative,
delle Sarei vere molto persone. delusa perché sei una donna di qualità, di buona volontà, però vedi, ragazzi, cioè, sarei molto delusa da quello che cercheranno di offrirti. Quindi alla fine, vedi, questa carta ti farà capire che il meglio lascia stare. Cioè, nel senso che tu vali molto di più di quel posto lì. Almeno Mhm. così. Cioè, cioè, quelli proprio non hanno capito le tue qualità. Andiamo avanti. Vediamo un po'. Felix, Allora, le novità in amore per Antonella le abbiamo risposte, perché aveva fatto la domanda, penso anche prima, no, no? no, Angela era quello del lavoro. Sì, sì, esatto. Antonella, Antonella abbiamo Feli, risposto, Felix, ma in giù ancora che mi vede? Anna. Ma ok, dai, Felix. Allora, Anna, 13 aprile 80, Alino, 8 giugno 80, ci sarà un incontro. Vediamo se ci sarà un incontro tra Alino e Anna. Allora, vediamo se ci sono queste 7 carte. Va bene, tanto Sì, perché sono le se c'è ultime un due domande. incontro, sì, sì, sì. 7 carte perché chiaramente, Per capire se c'è o no questo incontro. sì, ok? Sei molto, mm, ma Ma l'incontro potrebbe esserci, però è un incontro. non necessariamente l'interesse poi di persona L'incontro si sembra che ci mantiene. sia, però Vediamo, vediamo un po', lui è pensieroso. c'è l'idea, no? Di Idea. fare l'aspettativa, ma l'incontro sembra che ci sarà. Uh. Però lui è un po' così, È un po' stretto di gomito. un po' furbo, cioè nel senso che calcola UF. la convenienza. Sì, è un tipo che Però a dirla tutta, sia al taglio che così, sembra proprio che l'incontro ci sia. incontra- Però al taglio viene l'artista, nella spesa il mercante, dunque fai attenzione perché lui deve ancora tirare fuori veramente il suo carattere. sì, Mm. mi dice un double face, È uno che comunque tipo pensa a sé un prima di gatto tutto. pardo. Diciamo Un anche. gatto pardo, sì. Certo, per te sarà anche interessante. Mm, mm. Però dopo alla fine il bicchiere vedrai che sarà mezzo. Mm. No, no, noi siamo sempre qui per consulti anche privati a pagamento 20 € 45 minuti. No, lo diciamo perché vedrà queste. Allora, Andiamo avanti. Carmela. Carmela, 4 gennaio 81, chiede se realizzerà il suo desiderio entro quest'anno. Va bene, vediamo se la nostra Carmelita realizzerà sempre 7 carte. Il fatto che adesso abbiamo già superato i 42, Abbondantemente. la mezz'oretta e siamo Sì. quasi stravolti. Sunlight. Hai sentito? Hai capito? Va bene, va, perdoniamo. Ah, vediamo se ci sarà questo. E forse hai parlato anche con tante persone che ti hanno detto tutto il contrario di tutto. Sicuramente meno parli del tuo desiderio, meglio è. Sì, esatto. Ora vediamo Vediamo però. un po'. Mm. 1, 2, 3, 4, 6? 5, 6. Eh, C'è perdita di denaro, da lontano arriveranno degli aiuti di una persona che conoscevi. Come la vedi? allora, diciamo che non sappiamo quale sia il tuo desiderio. Se il tuo desiderio sia di veder tornare una persona, è possibile che magari ti farà sentire scelta, ma poi di fatto la cosa non andrà avanti. Se riguarda invece un'opportunità lavorativa o il tuo sogno magari di ritornare in un posto che è lontano, cioè magari il tuo desiderio è tornare o andare a vivere in un posto dove sei già stata, un posto lontano che tu ami moltissimo e stai aspettando aiuti da parte di una persona che conosci, forse per trovare lavoro, una sistemazione economica, ma non vedo la cosa nell'anno, ecco, visto che tu hai E poi chiesto se entro attenzione la. che c'è una perdita di soldi. Dunque,
Poi l'affare si potrebbe concludere. Questo però con la carta della disgrazia vicino non è sicuro. Fa tremare un po' le gambette, però perché dai, è partito bene con un ritorno di fiamma. magari è il suo desiderio di tornare là, visto che lei chiede se realizza il desiderio. Boh, Io la vedo un po' dura nell'anno. Sì, questa è una domanda un po' così, Mm. È una risposta un po' così. Comunque dai, 50-50? 70-30. 70% no, sì, anche perché vedi. No, gli aiuti ci sono, ma non è detto che concretizzino. Bene, cari amici, penso che abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, no? Penso che ormai abbiamo finito le domande, abbiamo finito anche le energie. Sì. Qui ci saranno 46 gradi all'ombra. Speriamo di, come dire, avervi intrattenuto, ma anche di avervi dato le risposte che non quelle magari che volevate, ma le Purtroppo risposte alle vostre domande. esatto, noi rispondiamo secondo le sibille, Secondo l'interpretazione che diamo alle sibille, chiaramente qualcuno potrebbe avere altri metodi, il nostro magari nasce più dall'esperienza che dai libri. Io sono 20 anni più che faccio le sibille. Sì, no, i tarocchi avevo 12 anni, ne ho oggi 44, dunque. E non li dimostri. 32 anni. No, grazie, non è vero, li dimostro. Va bene, ragazzi, buonanotte a tutti, grazie e torneremo 21:30 venerdì. Lei tornerà da sola, lei, quindi se volete, lei sul mio canale YouTube, se desiderate fare una domanda. Oppure se volete un online, consulto a pagamento 20 euro 45 minuti, il suo numero? 347 8702 622. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti e a domani.